Sport, partecipazione e orgoglio, buonasera a tutti i lettori di QDP News, tutte le persone che ci sostengono e ci hanno sostenuto in questi 4 appuntamenti organizzati dal Rotary Club di Conegliano, appunto con la collaborazione di QDP News. Direi di iniziare subito, questa serata sarà la serata delle eccellenze, ma prima di parlarvi degli ospiti che intervisteremo questa sera, chiedo a Gianni Grassi, presidente del Rotary Club di Conegliano, di fare un saluto a nome della vostra realtà. Cari spettatori, buonasera e benvenuti a questo quarto incontro del Rotary Incontra. Con grande orgoglio devo dire siamo nuovamente in presenza della casa professionale di un nostro socio, di Piero Garbellotto, e credo che la sua attività professionale non abbia bisogno di presentazioni in quanto vive in tutto il mondo, quindi è un piacere ancora vivere in armonia quelli che sono i nostri soci e quelli che sono le loro cose. Piero questa sera è qui in veste di copresidente della Imoco Volley, abbiamo insieme a lui Lara Caravello, che saluto con grande piacere, è una atleta, una giocatrice, ha fatto parte della squadra che ha vinto la Champions League e avrà sicuramente una gran bella storia, io oserei dire quasi una fiaba da raccontarci, perché così il tuo presidente mi ha detto. Siamo al quarto incontro, all'ultimo incontro, e sono felice anche di dire che la presenza a livello di visione, di visualizzazioni è stata grandissima, perché i primi 3 incontri hanno avuto 5.300 visualizzazioni e quindi crediamo e speriamo, ma lo dirò poi in chiusura, come Rotary Club, di aver potuto dare al territorio qualcosa che dal territorio nasce e qualcosa che sicuramente potrà dare degli stimoli e degli ambienti di speranza per il futuro. Non mi dilungo oltre, diamo inizio alla nostra intervista. Grazie Andrea, grazie a QDP News, grazie al padrone di casa Piero Garbellotto che con grande simpatia ci ospita, e grazie a Lara per essere con noi. Buona serata. Grazie ancora Presidente, dopo noi la richiameremo, adesso lei può tornare nella sua postazione. Presidente, passiamo subito a lei, intanto grazie di averci ospitato questa sera, è davvero bello anche lo scenario che sta alle vostre spalle. Prima di parlare della vostra stagione stellare, io direi di raccontare la storia dell'Imoco Volley, perché si parla sempre dei successi dell'Imoco Volley, ma voi da dove siete partiti? Beh, intanto grazie a voi dell'opportunità. Noi siamo partiti nel 2012 perché Conegliano aveva già una squadra di pallavolo che aveva subito delle fortune alterne e aveva chiuso. Guardavamo allora le partite in tribuna, io insieme alla famiglia Maschio, e mi ricordo una battuta del dottor Maschio, che oggi è uno dei nostri patron, che il 26 dicembre del 2011, per essere precisi, Conegliano giocava contro la Scavolini Pesaro. Già si sapeva che Conegliano era in cattive acque finanziarie. E alla fine del primo set lui mi disse: guarda, se oggi vinciamo, Conegliano era tra le ultime in classifica, la Scavolini era tra le prime, e la squadra dovesse saltare, magari la facciamo noi. Io l'ho presi per una buttata, gli diedi la mano, una settimana dopo la squadra saltò, vincemmo 3-2, quindi i vantaggi, quindi mi trovai legato da questa promessa. Siamo poi partiti con un progetto, diremmo, più serio a febbraio, quando abbiamo costituito la società. Abbiamo acquisito il titolo di Serie A dal Parma Volley Girl e l'abbiamo trasferito a Conegliano, e step by step, un tassello per volta, abbiamo messo insieme quella che è diventata poi la prima squadra dell'esordio. Noi avevamo fatto inizialmente un programma triennale che puntava il primo anno a conoscere questo sport, perché prima lo guardavamo solamente dalla tribuna, il secondo anno magari a rinforzarsi e il terzo anno puntare magari ad arrivare in fondo a qualche competizione, arrivare a giocare magari qualche semifinale, qualche finale. Devo dire che il primo anno finimmo quinti in classifica,
e poi è successo un qualcosa di incredibile perché ci fu una specie di transagonistica da parte della squadra e da quinta classifica siamo arrivati a 2-7 da vincere lo scudetto, quindi direttamente in finale, riempiendo un Palaverde che ricordiamo che ha 5.344 sedie, quindi insomma non è proprio così immediato da riempire, e questo ci ha fatto da volano, anzi forse più che da volano ci ha messo il turbo per crescere più velocemente, quindi già dall'anno successivo abbiamo iniziato la partecipazione alla Champions League e da lì poi è stato sempre step by step, sempre pancia a terra lavorando, come si usa dire in Veneto, diremo una crescita costante della società per poi arrivare a quest'anno dove finalmente abbiamo vinto questa Champions League. Ma lei si aspettava di arrivare a questi risultati in tempo? Perché di solito le squadre ci mettono un po' di più. No, guarda, io e Pietro Maschio ed Elena Polo, che sono gli altri vertici societari, ne abbiamo parlato spesso. Noi pensavamo al massimo di arrivare a vincere uno scudetto, a vincere una Coppa Italia, qualcosa del genere. Certo ogni tanto ci guardiamo indietro e pensiamo che dal 2016 ad oggi ogni anno comunque 1 o 2 trofei li abbiamo vinti, per poi arrivare nell'ultimo anno e mezzo dove abbiamo fatto questa striscia di 64 vittorie consecutive. Siamo sicuramente distanti dai record della Teodora Ravenna degli anni d'oro o del Vakif Bank, però sono risultati assolutamente importanti che da un lato ci riempiono di orgoglio e di responsabilità e da un altro lato credo che vadano a ripagare lo sforzo di tutti gli sponsor che abbiamo. Noi abbiamo 192 sponsor che ci sostengono, tra cui principalmente legati alla filiera del vino, quindi dal consorzio del Prosecco DOC, l'Antonio Carraro Trattori, io stesso faccio botti, Limoco fa etichette per vino, e, insomma, pensiamo sempre che possano brindare ai nostri successi e augurando di riuscirli sempre a far brindare anche nelle prossime stagioni. Dopo parleremo dei momenti salienti di questa stagione stellare. Lara, però c'è un altro ospite questa sera, che è questa coppa. Ce la vuoi spiegare? Che coppa è? Ma è una coppa importantissima e pesantissima perché penso che per la società è un risultato veramente incredibile perché, come diceva Piero, hanno lavorato tanto in così poco tempo e riuscire a portarla a casa dopo purtroppo alcune semifinali o finali perse, penso che per la società, per chi ha vissuto tutti questi anni, sia veramente una coppa importantissima. E quando l'hai toccata, l'hai alzata per la prima volta, qual è stata l'emozione? Ma considerando che fino a poco tempo prima ancora non avevo neanche idea di cosa fosse la Champions League, è stata veramente una soddisfazione doppia, quindi è stato bellissimo, è stato bello anche che sia stata alzata dopo un periodo e una stagione di tanti sacrifici e dove la squadra pian piano è cresciuta sempre di più. Ma sei tu l'asso nella manica di questa squadra? Arrivi, la squadra vince tutto. Te l'hanno detto le tue compagne? No, non penso di essere l'asso nella manica. Diciamo che appunto Conegliano era da tanti anni dove c'era il nucleo fondamentale della squadra che ci provava e finalmente dopo tanto lavoro e dopo tanti sacrifici tutta la squadra è riuscita a portarla a casa. Quindi è proprio un percorso e diciamo che sono stata fortunata a capitare nell'anno in cui effettivamente è stata messa qua in bacheca. Tu hai parlato di sacrifici, che per voi, Presidente, è un termine fondamentale. Sacrificio e umiltà, mi diceva prima. E se tu guardi la tua carriera professionale, la tua vita, i sacrifici che ti hanno portato poi ad arrivare a questa squadra e a vincere tutti questi titoli, ma tu cosa facevi prima? Ma io ho iniziato piccolissima a giocare a pallavolo, avevo mia sorella che lo faceva per divertimento e i miei genitori, visto che si erano appassionati a questo nuovo sport, mi portavano con loro e io da piccolina mi mettevo dietro le tribune e seguivo gli allenamenti e le partite annotando su un'agenda le cose che dicevano gli allenatori ma che effettivamente non capivo a quell'età. E poi pian piano ho iniziato a giocare in casa con un palloncino e mia madre, un po' arrabbiata perché facevo solo danni con sto palloncino, ha deciso di iscrivermi e quindi ho iniziato a 6 anni. E Ricordiamo poi... da dove? Dalla provincia di Udine? Dalla provincia di Udine, sì. Diciamolo correttamente il paese, Tavagnacco? Da Tavagnacco, sì. Ho iniziato al Kennedy, che è una società lì vicino, per poi trasferirmi ai Rizzi. E pian piano sono cresciuta sempre con questa grandissima passione che mi ha portato molte volte anche
a fare dei sacrifici, come dicevi tu prima, perché vedevo tutte le mie compagne di classe, di scuola, che festeggiavano i compleanni e io dicevo sempre di no perché io dovevo allenarmi, volevo diventare la giocatrice più forte al mondo e quindi non potevo andare a un compleanno oppure a una festa. E quindi pian piano le mie amiche non capivano questa mia ossessione per lo sport, però poi penso che arrivare ad alzare questa coppa ti ripaga di tutti questi sacrifici che poi sono minimi, però magari per una ragazzina di quell'età lì vuol dire tanto, quindi sicuramente sono contenta della scelta che ho fatto, sono contenta di non essere stata a delle feste o anche in discoteca, perché alla fine anche quando magari sono passata all'adolescenza non andavo mai con gli amici in discoteca e quindi penso che questo non mi pesi, anzi sono soddisfatta e contenta delle scelte che ho fatto. Ma secondo te adesso tanti giovani rinunciano a far carriera nello sport proprio perché devono rinunciare a tutte queste cose, alla festa, alla discoteca, alla possibilità di divertirsi il sabato pomeriggio, la domenica? Ma diciamo che secondo me sta un po' ognuno di noi scegliere il percorso che si vuole fare. Tantissime persone lo fanno, altre sono un po' più diciamo convinte dagli amici a fare delle scelte diverse. Io penso che comunque lo sport sia importantissimo a qualunque livello, quindi spingo molto affinché tutti i ragazzi possano sempre vivere in un contesto sportivo, perché lo sport è un po' come la scuola, ti insegna a vivere e a vivere assieme ad altre persone, a condividere una passione, quindi penso che lo sport sia proprio fondamentale. E oltre al lavoro invece, al lavoro che tu fai come giocatrice, possiamo dire che passione, lavoro insieme, tu hai un altro lavoro, ci spiegavi prima, quindi sei impiegata ma non solo. Sì, ho lavorato, finita la scuola superiore, ho iniziato a lavorare in un'acciaieria a Udine, alla Danieli, Butrio, e ho passato 3 anni e quando avevo appena firmato il contratto indeterminato ho deciso di mollare tutto per inseguire il sogno della pallavolo andando a giocare a Soverato. Quindi sei scesa? Sì, sono andata al sud Italia per partecipare al mio primo campionato in A2, perché a Udine in Friuli non c'era ancora la categoria. E poi dopo quell'anno lì ho deciso di ritornare a casa, un po' nella mia casa sportiva che era Martignacco, e il presidente mi ha accolto a braccia aperte e anzi mi ha anche dato un lavoro perché mi ha messo a lavorare nella sua azienda, la Ceccarelli Trasporti, quindi ho lavorato anche lì per altri 3 anni e poi è arrivata la chiamata dell'Imoco e diciamo che proprio quando... Ricordi il giorno preciso, il momento, quando è arrivata, cosa stavi facendo? Era maggio, perché so che avevo appena fatto gli anni ed ero in casa perché era appena finito il lockdown e stavo pranzando. Mi ha chiamato il procuratore e mi ha detto: ma se il prossimo anno andassimo a Conegliano? Diciamo che ho passato un momento di isteria perché non sapevo se piangere, se ridere, se era la verità, se era una bugia, se era uno scherzo. E poi confrontandomi effettivamente con la mia famiglia, loro mi hanno detto: è il sogno che hai da sempre, non te lo devi lasciare scappare, quindi non è che ho pensato tanto se dire di sì o di no, ho detto immediatamente sì, perché un'occasione del genere capita una volta nella vita, quindi Non ha sbagliato intuizione, vero Presidente, a dire di sì? Ma direi assolutamente di no. L'intuizione è stata giusta, ma per lei ma anche per noi, perché alla fine di Lara ci aveva anche colpito il fatto che lei la mattina lavorava e il pomeriggio si allenava e quindi questo dimostra alcuni dei nostri mood, quindi l'umiltà, lo spirito di sacrificio, la voglia di lavorare. Quest'anno diciamo che da quando lei è arrivata ha saputo ricavarsi il posto durante tutta la stagione sportiva fino a giocare da protagonista alla fine la finale di Champions League
E difatti questa secondo me è un po' la favola nella favola, no? Cioè la favola nostra di riuscire a vincere, di fare il grande slam, quindi vincere la Supercoppa, la Coppa Italia, lo scudetto, la Champions League e arrivare appunto da questa striscia di vittorie importante, ma anche la favola nella favola, perché Lara l'anno scorso, come diceva, la mattina lavorava, il pomeriggio giocava con il Martignac in A2, quest'anno ha giocato da protagonista nella Champions League. E credo che questo sia un messaggio importante che dà la pallavolo come tipologia di sport, che è ancora lontana dallo star system, che è uno sport ancora provinciale, ma nel senso romantico del termine, dove chiunque può arrivare ad avverare i propri sogni se lavora sodo, se lavora sempre con determinazione e umiltà, appunto, e credo che sia anche un bellissimo messaggio appunto per i giovani. E parliamo di qualche aneddoto, sia con te, Lara, sia col Presidente. Partiamo col Presidente. Qualche momento che non si potrà mai dimenticare di questa annata stellare? Ovviamente la Champions League al primato, ma non credo solo quella. Ma guarda, io ne ho due, uno della scorsa annata e uno di questo. La scorsa annata alla vittoria del Mondiale per club, dove io ero arrivato per assistere alla semifinale ed ero arrivato da poche ore con l'aereo perché si disputava in Cina. Iniziamo la partita col Vakif Bank, quindi la stessa squadra che poi abbiamo trovato in finale di Champion, e andiamo al tie break, quindi praticamente i vantaggi, stiamo perdendo 14-10. Cioè, io mando già un messaggio a casa scrivendo peccato far tutte queste ore per purtroppo questa sfortuna. Per tornare. E il nostro patrono, il dottor Maschio, dietro di me mi batte sulla spalla e mi dice tranquillo che vinciamo. Abbiamo vinto 23-21. E mi ricordo il collo bloccato per 24 ore perché dall'esultanza, dall'emozione ho fatto un movimento inconsulto e sono rimasto storto. E poi quella credo che è stata una delle partite più emozionanti che abbiamo vissuto, unitamente alla finale di Champions League di quest'anno. Perché la finale di Champions League di quest'anno è stata una partita tiratissima, sicuramente un bello spot per la pallavolo. Ce le siamo date di santa ragione per 2 ore e 40. Ma veramente è stata giocata nei dettagli, perché il primo set perso 25-22, poi vinto 25-22, perso 23-25 e rivinto 25-23, quindi eravamo sempre lì, finché poi siamo arrivati al tie break e questa volta eravamo noi 14-10 e per fortuna siamo riusciti a portarli a casa. Anche se il tie break è iniziato male perché perdevamo 4-0 ed essendo un set molto corto, di solito chi arriva prima al quinto, sesto punto porta a casa la partita. E quindi su quel 4-0 mi ricordo che iniziavo a essere abbastanza agitato, ho detto basta, io la partita adesso non la guardo più, ho iniziato a guardarmi le scarpe perché avevo paura veramente di essere colto da un malore. È entrata Lara tra l'altro in quel momento lì che ha messo un po' di ordine in ricezione e lì abbiamo invertito un po' le sorti perché stavamo soffrendo specialmente in difesa e ricezione e poi siamo riusciti a vincere finalmente questa Champions. E che cosa avete apprezzato del vostro avversario della finale? Ma guardi, il Vakif Bank è una squadra che ha vinto tutto per tanto tempo, è un po' la Real Madrid della pallavolo, è una squadra che ha vinto 4-5 Champions, ha vinto un paio di mondiali per club, è una squadra che ha 3-4 volte il nostro budget e quindi insomma, vincere con loro è una particolare soddisfazione perché abbiamo grandissimo rispetto per un grande club del genere e credo che solamente giocando con i migliori si possa migliorare. E loro che cosa vi hanno detto? Non so, il Presidente si è confrontato con lei, le ha detto qualcosa? No, abbiamo visto il loro allenatore, quindi Giovanni Guidetti, che è uno degli allenatori più vincenti della pallavolo, che a fine partita molto sportivamente ci ha fatto i sinceri complimenti, anche lui è italiano. Insomma, la pallavolo non è il rugby, però credo che un po' di terzo tempo ce l'abbiamo anche noi. Ce l'avete anche voi. Lara, anche tu, qualche aneddoto, sicuramente della finale o anche di altri match, altre gare? Ma sicuramente penso che la finale di Champions sia stata l'epilogo di una stagione incredibile. La sera prima in albergo o comunque con le tue? Ma in realtà fino alla sera prima andava tutto bene. La mattina ci siamo alzate e con la mia compagna di stanza, la Giulia Gennari, ci siamo dette finalmente ci siamo, cioè era dall'inizio dell'anno che aspettavo di vedere i nostri avversari perché tutti me l'avevano decantate come fortissime, come lo sono effettivamente e io quindi non vedevo l'ora di incontrarle, di vederle confrontarsi contro di noi e devo dire la verità, cioè era proprio la squadra perfetta per la finale perfetta, quindi è stato proprio un bel vedere, penso da fuori, ma anche viverla da dentro
cioè, soprattutto noi che magari in panchina passiamo tanto tempo, è stata veramente una sofferenza. E come ha detto il Presidente, sul 14-10 per noi che non riuscivamo a mettere a terra l'ultima palla, per un attimo mi è venuta in mente la loro semifinale del Mondiale per club dell'anno scorso. Ho detto no, speriamo che non succeda come l'anno scorso, al contrario. Quindi quando alla fine il video check ci ha dato la vittoria è stata una liberazione totale. E secondo te qual è stato il momento determinante di quella partita? Dov'è che avete dato la svolta? O la tua percezione, ovviamente? Non penso ci sia stato un momento, perché appunto è stata veramente una partita molto combattuta e equilibrata. Penso che alla fine ha vinto chi aveva più voglia di portare a casa la finale. E penso che tutte noi avevamo quel desiderio, quella voglia di sollevare la coppa, e quindi quello ci ha dato magari la spinta, la forza per non darci per sconfitte dopo i primi 4 punti che avevamo preso sul 4-0, ma che ci ha spinto a dire ok, stop, adesso dobbiamo metterci d'impegno per portare a casa la finale. Quindi la lucidità non è mancata? No, assolutamente no. Presidente, voi attraverso la pallavolo, attraverso l'Imoco Volley, siete riusciti a far parlare di Conegliano in tutto il mondo. Siete simpatici a tutti gli italiani, perché di solito le squadre del nord-est, e insomma siete un volano, l'abbiamo detto più volte, per anche il turismo, la conoscenza di questo territorio, in Italia e nel mondo. Sia io che Pietro Maschio siamo orgogliosi di portare in giro il nome di Conegliano, di portare anche il giro per l'Europa e per il mondo i nomi dei nostri sponsor, dei nostri brand, che sono brand importanti, come ricordavo il Prosecco uno su tutti sicuramente, ma anche l'Antonio Carraro piuttosto che l'Imoco. Noi portiamo con orgoglio queste bandiere in giro per l'Italia e per l'Europa. Non credo che siamo simpatici a tutti, perché è impossibile stare Agli simpatici avversari a tutti, sicuramente no. e sicuramente magari quando si capita in una fase dove si vince un po' di più si tende a essere un po' più antipatici. Comunque abbiamo la fortuna di vivere in un territorio che è un territorio importante, che è un territorio generoso, un territorio che sostiene lo sport. Ricordavo prima che abbiamo 192 sponsor. Mi piace anche dire che la nostra non è una squadra piramidale, ma una squadra orizzontale, quindi con una base molto ampia che poi sostiene questa piramide, che è fatta non solamente della Serie A, non solamente delle coppe europee, ma è fatta anche dei settori giovanili e quindi di tutto un aspetto sociale che poi viene anche capito dai nostri sostenitori, dai nostri tifosi, e credo che questo abbia creato un'alchimia che ci abbia permesso di arrivare qui quest'oggi. Il valore aggiunto l'hanno fatto anche i tifosi. Ecco, che cosa si sente di dire ai tifosi che vi hanno sostenuto in tutti questi anni, soprattutto in questo anno incredibile? Ma sicuramente mi sento di dirgli che ci mancano tanto, ci mancano tantissimo. Noi abbiamo sempre detto che non scambieremo mai lo scudetto del pubblico con quello sportivo. L'anno pre-pandemico avevamo fatto 100.000 spettatori al Palaverde, che è il record europeo per la pallavolo femminile. Quindi giocare per noi un anno a porte chiuse è stata una lunga traversata nel deserto. Ci è mancata l'empatia dei tifosi, ci è mancato il tifo, ci è mancato anche parte dell'incasso del botteghino, perché società sportive diremo che non vivono di diritti televisivi come il calcio, chiaramente anche la quota del botteghino è una quota importante. Devo dire che si sono fatti lo stesso sentire, perché ogni tanto comunque con le debite distanze e le giuste mascherine le aspettavano fuori del palazzetto mentre loro sfilavano in macchina per fare magari dei cori o degli incitamenti, e devo dire che insomma la loro vicinanza anche sui social ce l'hanno sempre fatta sentire. Certo, non vediamo l'ora di riaprire le porte del Palaverde, della nostra casa, e riabbracciarli tutti quanti, perché credo che sarà una grandissima festa. Grazie. Lara, un messaggio più bello che è arrivato da qualche tifoso che ti ricordi, che ti è rimasto impresso? O il sostegno più grande? Sono arrivati veramente tantissimi messaggi, come diceva Piero, si sono fatti sempre sentire. Io ho sentito le storie di questi tifosi meravigliosi e che purtroppo non ho potuto quest'anno incontrare al Palaverde, e che quindi spero il prossimo anno di poter incontrare, perché tutti quanti me ne hanno parlato benissimo.
Diciamo che se devo vedere il mio lato personale, mi ha fatto molto piacere ricevere un sacco di messaggi dopo la finale di Champions, che sono entrata e ho dato il mio contributo, quindi in tantissimi mi hanno scritto i complimenti e mi hanno detto speriamo che tu rimanga il prossimo anno, quindi sicuramente vuol dire che anche se da distante un minimo sono riuscita ad entrare nei loro cuori e quindi questa è una bellissima cosa. Ma giocare senza tifosi com'è? Ma non si vince mai pienamente, nel senso che non hai purtroppo la percezione di far contenti i propri tifosi, nel senso che tu sai che comunque loro saranno felicissimi a casa, apriranno bottiglie di prosecco, festeggeranno, canteranno, però non poterli sentire ti fa sempre sentire la mancanza di qualcosa, non riesci mai pienamente a gioire come vorresti, quindi io vengo da un paese, da una società comunque Martignacco in cui il pubblico c'era, però era comunque piccolino, quindi penso che quello che a Conegliano, a Treviso, al Palaverde, quei tifosi che si sono fatti vedere possono fare dentro il palazzetto sia qualcosa di incredibile, quindi non ho il paragone con un'altra realtà. Quindi è questa ancora. L'emozione che ti manca ancora, sì, veramente. Esatto. Beh, la vivrai presto, perché ormai stiamo uscendo, veramente. stiamo vedendo la luce in fondo al tunnel anche dell'esperienza del Covid-19. Presidente, lei l'ha detto prima, la nostra casa è il Palaverde. Allora abbiamo la possibilità questa sera di chiarire una cosa che tante volte se ne è sentito parlare, le domande dei giornalisti, che sono sempre scomode. I giornalisti sicuramente non stanno simpatici a tutti. Ecco, si aspettano magari i tifosi o anche i non tifosi una casa a Conegliano per l'Imocco Volley, un palazzetto solo per l'Imocco Volley. È una cosa fattibile secondo lei? Si aspettavano forse un palazzetto a Conegliano. Noi quando siamo partiti 9 anni fa con la società, inizialmente avevamo in progetto di giocare a Conegliano, poi però non abbiamo trovato l'accordo col comune perché era legato con la precedente società e quindi siamo dovuti emigrare al Palaverde di Treviso. Palaverde di Treviso che il presidente Pietro Maschio già conosceva, ma io non c'ero neanche mai entrato, cioè la prima volta che siamo entrati quando abbiamo trasferito la società lì. E devo dire che, come spesso accade nella vita, si chiude una porta e si apre un portone, perché l'arena di Conegliano ha una capienza di 3.000 posti, mentre il Palaverde ha 5.344 posti a sedere. Forse anche un palazzo che porta fortuna perché ha vissuto tutti i fasti della Benetton Basket e della Sisley Treviso, due squadre che hanno vinto per tanto tempo tutto. E da quando siamo arrivati siamo riusciti a diventare attrattivi anche magari per una porzione di tifo che arriva da Treviso, da Mogliano, dalle zone limitrofe. Poi ricordo sempre che abbiamo abbonati un po' da tutte le parti, perché da Trieste a Verona c'è qualche abbonato in Imocco Volley. Probabilmente il Palaverde è anche più baricentrico rispetto a Conegliano. Ad oggi chiaramente è solo un problema di dimensioni, perché noi mediamente a partita facciamo 4.560 tifosi, quindi chiaramente a Conegliano non ci starebbero, e quindi tornare indietro è sicuramente impossibile. E l'idea di un eventuale futuro palazzetto è utopia? In Italia si sente spesso parlare e si sente spesso brontolare per le cattedrali nel deserto. Io credo che qualcosa che funziona non vada toccato. Ci sono due palazzetti di riferimento nella provincia di Treviso, che sono il Palaverde e la Zoppa Serena. Il Palaverde oggi è utilizzato da noi e anche della Delonghi Basket, la Zoppa Serena che è utilizzata per attività di categorie inferiori. Non credo che abbia senso andare a costruire un terzo palazzetto perché diventi la classica cattedrale nel deserto, quindi chi sta bene non si muova, diceva qualcuno, quindi continuiamo così. Palazzetto no, ma forse museo sì, perché iniziano a essere troppe le coppe. Mi verrebbe da dire che le coppe non sono mai troppe. È chiaro che bisogna anche vincerle, bisogna avere la fortuna di rimanere sempre allo stesso livello. Noi adesso siamo arrivati alla maturità di un ciclo che ci ha visto vincere diverse competizioni. Non è facile restare al vertice, non è facile confermarsi. Sicuramente il prossimo anno proveremo a trattenere qualcuna di queste coppe e se le tratteremo poi vedremo come fare spazio. Ecco, quali sono le promesse che quindi possiamo fare ai vostri tifosi quest'anno?
Bisogna promettere poco per mantenere qualcosa. Noi difenderemo i 5 titoli che abbiamo adesso, proveremo a trattenerne qualcuno, ben consapevoli che, come dicevo prima, confermarsi non è mai semplice, perché per vincere non serve solamente avere una squadra organizzata, un roster lungo, una panchina lunga, una squadra competitiva, ma bisogna avere anche fortuna. Immaginatevi che ad esempio noi quest'anno non abbiamo avuto un caso di Covid e siamo l'unico caso in Italia praticamente. Non bisogna avere infortuni, bisogna star bene nelle finali, cioè in una finale secca anche un mal di pancia può essere determinante per perderla, quindi anche la fortuna e adesso ci sono le Olimpiadi, quindi alcune giocatrici sono... anche la fortuna è un lato partendo. importante, adesso ci sono le Olimpiadi, quindi noi tra l'altro abbiamo tante ragazze che sono in nazionale italiana, tante nelle nazionali rispettive dei loro paesi, quindi comunque arriveranno stanche, arriveranno dopo un'estate passata tra i ritiri e le competizioni. Credo che il prossimo anno, quando ricominceremo la preparazione, sarà da partire passo dopo passo con calma, lavorare in palestra e giorno dopo giorno vedremo che Imoco sarà. E sarà possibile, secondo lei, nei prossimi mesi festeggiare quello che avete vinto con i tifosi, quindi con una festa Covid-free, nella sicurezza totale? Noi abbiamo scritto una lettera ai nostri sponsor e a tutti i nostri tifosi, ringraziandoli, specialmente gli sponsor, ringraziandoli per il sostegno che ci hanno dato e sperando che questi risultati sportivi abbiano medicato l'assenza dal palazzetto dei tifosi e di loro, perché molti di loro sono i nostri primi tifosi. Invece ai tifosi abbiamo mandato una lettera per ringraziarli dell'attenzione che hanno avuto nel rispetto delle regole e delle normative, e quindi di non aver organizzato delle feste, di non aver organizzato dei raduni per vedere la partita, perché credo che oggi che siamo campioni d'Europa abbiamo anche il dovere di dare l'esempio nel nostro piccolo, e ai tutti abbiamo fatto una promessa: appena si potrà festeggeremo a fiumi di prosecco i risultati di quest'anno, con l'augurio di riabbracciarsi ancora. Grazie Presidente. Lara, torniamo a te. Tu arrivi da una terra, Udine, dove il calcio è forte, insomma sappiamo che l'Udinese è una squadra abbastanza forte, comunque da tanti anni gioca in Serie A, mentre la provincia di Treviso nel calcio non è mai stata fortissima, lo è negli altri sport, penso anche al settore maschile, lo è stata nel basket, nella pallavolo, nel rugby, lo è ancora adesso. E invece, insomma, il calcio qui non è che funzioni tanto. Quando tu sei arrivata qua, com'è che hai visto lo sport nell'Alta Marca Trevigiana, nella provincia di Treviso, venendo da una terra dove invece, insomma, abbiamo detto il calcio ancora gioca il suo ruolo? Ma penso che sia bello sapere che in una provincia come Treviso ci siano comunque delle eccellenze in altri sport che magari vengono chiamati sport minoritari, perché non hanno la stessa attenzione che ha il calcio, quindi io sono molto contenta quando ci sono queste realtà, perché vuol dire che sopravvivono nonostante appunto le difficoltà, e quest'anno con questa pandemia ce ne sono state parecchie, quindi penso che sia veramente la capacità dei presidenti, la capacità delle persone che ci girano attorno, che fanno eccellere e fanno rimanere in questi livelli altissimi queste piccole realtà, perché lo sport non è solo il calcio, dobbiamo farlo capire agli italiani questo. È vero, sì. Il calcio certo ha sempre fatto una parte importante per noi italiani, ma in realtà in tutto il mondo. Però ci sono degli sport che vengono messi sempre al secondo livello, al secondo posto, e che non vengono mai portati in TV, portati sui giornali, sulle testate. Quindi secondo te la stampa giustamente ha una responsabilità, non aver acceso i riflettori in alcuni momenti? Diciamo magari. che sono stata molto contenta quest'anno di aver visto sulla Gazzetta dello Sport, dopo che abbiamo visto la Champions, ben 3 pagine della Gazzetta interessarsi a noi. Però è anche vero che le prime 20 pagine della Gazzetta erano comunque riferite al calcio. Quindi diciamo che secondo me pian piano anche gli altri sport stanno prendendo un po' di piede, però vivono sempre nell'ombra del calcio. Quindi bisogna vincere sempre tanto per poter avere un po' di attenzione, e secondo me invece dovrebbe
cambiare un po' questo trend. E quando sei arrivata a Conegliano, quando sei arrivata nell'Alta Marca Trevigiana, che cosa ti ha colpito invece della cultura, del territorio? Noi siamo patrimonio dell'umanità, lo sai, no? Dal 2019 le colline del Prosecco di Conegliano e Valdobbiadene. Intanto ti piace il Prosecco o no? Sì, sì, certo. Sì. Assolutamente. No, assolutamente. E Ma per il resto che diciamo cosa... che Friuli e Veneto sono molto simili come mentalità, mettiamola così. Sicuramente vivere a Conegliano, poter girare, vedere le colline, tutti questi vigneti meravigliosi è sempre bello. Non a caso sono appunto patrimonio dell'UNESCO, quindi è sempre bello. E stai imparando a conoscere anche, non so, i comuni, le cittadine vicino a Conegliano o non ancora, non hai avuto tempo? Ma in realtà quest'anno con l'emergenza Covid, col fatto che comunque dovevamo stare molto attente perché avevamo un impegno importante e appunto non potevamo assolutamente risultare positive perché altrimenti avremmo perso partite, allenamenti, ma soprattutto avevamo un obiettivo molto più importante. Non abbiamo potuto, io personalmente, magari visitare come si deve tutto il Veneto. Diciamo che nella prima parte della stagione, da luglio, quando abbiamo iniziato, fino a settembre, che non c'erano ancora tanti casi o comunque si viveva ancora in uno stato di semi-libertà, ho potuto visitare un po' di paesini vicino Conegliano. Presidente, il Covid quanto ha inciso? Abbiamo detto per i tifosi, per seguire le partite, per le giocatrici, per voi invece della società? Abbiamo dovuto avere un'organizzazione particolare, quindi veramente un'attenzione maniacale a tutto quello che ruotava intorno all'Imoco Volley per riuscire, diremo, a preservarle dal pericolo Covid, perché per quanto siano ragazze giovani che quindi insomma sicuramente non incorrono, difficilmente incorrono, diremo, in gravi problemi di salute, però una positività mediamente tiene fuori un giocatore un mese dalla squadra. Noi abbiamo la fortuna che la squadra vive tutta all'Imoco Village, che è questa struttura con 19 appartamenti dove ognuno ha il suo appartamento, dove c'è un fisioterapista all'interno, dove c'è tutto lo staff che le può seguire, dove al piano terra abbiamo anche l'Imoco Lab, che è questa palestra dove possono fare anche della preparazione, e quindi hanno vissuto in una sorta di una bolla, per non dire agli arresti domiciliari, voglio dire, per un anno intero. Io credo che mediamente ognuno di loro abbia fatto 150 tamponi quest'anno e poi venivano tamponati anche tutti i congiunti che le andavano a trovare, chiaramente congiunti che potevano andare a trovare previo aver avvisato la società. Sicuramente è stato difficile, sicuramente credo che psicologicamente sia stato anche un po' impegnativo per loro, però era l'unica strada per riuscire a portare fuori tutte le competizioni. Noi giocavamo ogni 2 o 3 giorni, quindi gli impegni erano tanti, e iniziavamo a perdere qualche giocatrice per squadra o per strada, o addirittura dover interrompere le partite per 2 o 3 settimane a causa Covid. Non avremmo mai recuperato le partite, quindi saremmo automaticamente usciti dalle competizioni alla fine per colpa del Covid, quindi abbiamo dovuto avere una grandissima attenzione. Non lamentiamoci, perché c'è stato chi questo Covid ha subito molto peggio di noi, come i ristoratori o come i gestori delle strutture ricettive, quindi è stato sicuramente un sacrificio, ma un sacrificio minore rispetto a tanti altri. Imoco Volley è un modello vincente, l'avete dimostrato, ma si può parlare veramente di modello Imoco Volley da replicare magari in altri settori, sia sportivi ma anche della vita sociale, secondo lei? Ma questo lo lasciamo dire agli altri magari. A noi piace ricordare che il nostro, più che un modello vincente, crediamo sia un modello veneto, quindi un modello fatto di un passo alla volta, ben calibrato, senza esagerazioni di budget, un modello che riesce a coinvolgere tante aziende che ci permettono di rimanere appunto al vertice, e noi dobbiamo continuare per la nostra strada, che è quella di avere la pancia a terra a lavorare, costruire sempre delle squadre che siano competitive, però senza fare spese folli, per cercare di restare al vertice in Italia e magari anche in Europa. E ovviamente noi abbiamo parlato di territorio prima, in quasi tutti gli incontri del Rotary Club di Conegliano, un territorio che deve ripartire, può ripartire dallo sport, l'abbiamo dimostrato, no? Questa sera, può ripartire dalla cultura, l'abbiamo spiegato l'altra volta con la Fondazione Musei Civici di Venezia, e può partire anche da una nuova consapevolezza di quello che siamo. Come vede secondo lei i prossimi anni, i prossimi mesi per l'Alta Marca Trevigiana? Riusciremo a riprenderci dall'emergenza Covid o alcune cose non torneranno più?
Ma la storia ci insegna che dopo un periodo di crisi c'è sempre un rinascimento, quindi io sono convinto che noi ripartiremo anche molto bene. Ci sarà sicuramente un rimbalzo dell'economia, come già si intravedeva lo scorso settembre, ottobre, e credo che ci sarà ancora più voglia di viaggiare, ancora più voglia di visitare i territori. Noi abbiamo la partita dell'UNESCO adesso da giocare, c'è la partita delle Olimpiadi di Cortina che comunque fa un traino importante per il nostro territorio, e quindi io, se dovessi scommettere qualcosa, scommetterei sicuramente nel nostro territorio. C'è da dire che io morirò ottimista, però come dice il nostro governatore, solo i pessimisti non fanno strada. E nell'Alta Marca Trevigiana un ruolo fondamentale deve averlo il cuore, no? Che è Conegliano, che è sicuramente la città più importante, ma che negli ultimi anni, nell'ultimo periodo, ha perso molto. Abbiamo visto cittadine, anzi città, perché lo è diventata da poco, come Pieve di Soligo, che cavalcando la camminata per diventare capitale italiana della cultura, e poi adesso i vari centenari, Andrea Zanzotto, Francesco Fabbri, è riuscita a far parlare di sé. Tutta Italia ha parlato di Pieve di Soligo, invece Conegliano è rimasta un po' indietro. Che cosa manca a Conegliano in questo momento? Perché non riesce a fare quel salto? Dal punto di vista sportivo l'ha fatto, ma dal punto di vista culturale, dal punto di vista economico, cosa manca adesso a Conegliano? Ma Conegliano era la perla della Marca Trevigiana, forse una delle perle del Veneto. Era una città che era molto ricca, una città che aveva un gran livello di benessere, una città che era molto viva anche non solo nei fine settimana. Ad oggi sicuramente manca un sindaco, ma credo che sarà eletto ad ottobre. Credo che serva una ripartenza un po' a 360 gradi, credo che ci voglia un programma smart ma abbastanza deciso. Credo che sia una città da rimettere soprattutto subito in sicurezza, perché anche i recenti fatti ci fanno capire che è diventato un po' un territorio di conquista. Credo che si debba gestire bene la partita dell'UNESCO, che io ho vissuto indirettamente nelle Langhe, che frequento per il mio lavoro, e che ho visto veramente una zona che in 2 o 3 anni è letteralmente esplosa. Cioè, adesso bisogna, anche per prenotare un semplice albergo fuori dall'autostrada, bisogna prenotarlo una settimana prima, e quindi una città rimessa in sicurezza che punta sul turismo ripartirà sicuramente. Cioè, l'indice demografico di natalità è in decrescita, quindi per riempire di nuovo appartamenti, negozi e altre strutture si può puntare in questo momento solo sul turismo. Abbiamo la fortuna, ripeto, di avere il patrimonio dell'UNESCO, abbiamo la fortuna di avere un brand importante che ci ha fatto conoscere nel mondo, che è quello del Prosecco, e quindi bisogna ripartire sicuramente da lì, ma io credo che Conegliano ripartirà come è sempre ripartita. Adesso non andiamo indietro nella notte nei tempi, ma ricordiamoci che qui c'è stata una prima guerra mondiale, una seconda, e siamo sempre ripartiti, ripartiremo anche questa volta. Conegliano però non potrà ripartire da sola, dovrà fare rete. Forse manca questa mentalità nell'Alta Marca Trevigiana, di andare tutti insieme verso un unico obiettivo, che è quello della promozione del territorio. Se siamo arrivati ad avere il patrimonio dell'UNESCO è perché siamo riusciti a fare rete. È chiaro che poi questa rete non deve essere fatta a spot, ma deve essere continuamente alimentata, non solamente nell'Alta Marca Trevigiana. Noi siamo a metà strada, forse non proprio esattamente a metà strada, ma siamo di strada tra Venezia e Cortina. Credo che già il fatto che Treviso diventi l'hub di Ryanair per i prossimi anni faccia capire quanta attenzione c'è sul nostro territorio. Credo che basti solo saperla sfruttare. Bene, grazie Presidente, torniamo a te. Lara, siamo ormai alla conclusione della nostra serata insieme. Come cambierà, come sta cambiando l'Imoco Volley? Chi è che è andato via, chi sta arrivando? Raccontaci un po' la geografia dell'Imoco Volley in questo momento. Ma penso che al momento ci siano poche news, poche novità a livello di squadra, perché comunque la società sta lavorando. Si sa che arriverà Megan Courtney, che è stata annunciata pochi giorni fa, e invece si sa anche dagli annunci che sono stati fatti che la Gikel va a Cuneo, Lucille, invece la Mackenzie va in Turchia, e la Kimberly invece ha deciso di smettere di giocare dopo una super carriera che l'ha portata a vincere quasi tutto, perché le manca ancora qualcosina, ma che non vorrei augurarle, perché vorrei augurarle alle mie compagne della nazionale, perché comunque le manca una medaglia olimpica a Kim, però ovviamente io tifo per la mia nazionale e quindi per le altre mie compagne di squadra della nazionale italiana, quindi le auguro più a loro che a lei.
Fai finta che non ci sia il presidente questa sera, ma quando avete finito di allenarvi, un retroscena delle giocatrici dell'Imoco Volley, che cosa fate che non si può raccontare al presidente? Nelle giornate tipo o Sì, dopo? quello che vuoi. Ma in realtà ci piace passare molto tempo assieme. Quest'anno siamo state obbligate a passarne veramente tantissimo. Ci piace organizzare qualche cena, qualche pizza, poi c'è la Giulia che fa la matriciana, quindi molte volte facciamo serata matriciana. E quelle sono le sere in cui passiamo tanto tempo assieme, giochiamo, facciamo qualche gioco di tavola, da tavola e quindi passiamo molto tempo così, ognuna di noi molto diversa. Serie, nella vita sono serie, nello sport, insomma, sono delle ragazze da sposare. Quello probabilmente sì. Però ricordo io un aneddoto, perché Vediamo cosa il dice il prosecco presidente. che ho visto scorrere dopo la finale di Champions e i livelli alcolici che c'erano nei corridoi era sicuramente meritevole di una coppa del genere. Ecco, e Lara, tu hai iniziato anche un'altra esperienza, sei diventata docente, ma com'è nata questa cosa? Ma in realtà mia madre è anche lei docente e qualche anno fa era uscito questo concorso per periti, che c'era quindi la possibilità di entrare a far parte di questa graduatoria, nonostante io non sia laureata. E ogni anno ci sono le supplenze che vengono, le richieste di supplenze. E io ogni anno ho sempre declinato qualunque mail che mi arrivasse perché appunto avevo altri impegni, altri lavori. E appena sono arrivata a casa dopo la vittoria della Champions mi è arrivata questa mail in cui veniva richiesta una supplenza per una scuola cividale come insegnante di laboratorio di meccanica. E io sono perito aeronautico, quindi insomma meccanica l'ho studiata. Masticata? E ho detto, boh, sono 49esima, rispondo che sono favorevole nel caso in cui mi venisse assegnata questa supplenza. E tutti i 48 prima di me hanno declinato questa supplenza e quindi il giorno dopo mi è arrivata la chiamata e mi hanno detto se lei è d'accordo, insomma da domani inizia a insegnare. E quindi io mi sono catapultata in questa scuola superiore e ormai da una settimana e mezza che ho iniziato, quindi sono fresca e è una Come sono bella... i tuoi studenti? Ma li ho visti ancora poco perché c'è tanto didattica a distanza, Sì. quindi è difficile anche interagire con loro, però sono bravi, dai. Poi sono sempre in copresenza, quindi non ho mai la classe da sola, c'è sempre un professore. È bello perché sono ritornata a scuola, sono ritornata a studiare perché tante cose non me le ricordavo giustamente e quindi è bello perché mi tiene la testa impegnata e sempre attiva. E di tutto quello che fai il tuo ragazzo cosa dice? È contento, così non mi ha a casa che gli rompo, perché dopo un anno che sono stata via di casa dice cavolo, adesso 3 mesi saranno duri assieme a te, invece con sta scusa sto fuori di casa e ci vediamo poco come quando ero qui a Conegliano, quindi è contento. Presidente, ultima domanda, quando riprenderanno a pieno regime, anche se non sono mai fermati, gli allenamenti delle sue ragazze? Ma gli allenamenti ripartiranno dopo l'impegno olimpico, quindi verso i primi di settembre inizierà la preparazione che abitualmente inizia 6 o 7 settimane prima della prima di campionato. Non tutte arriveranno allo stesso momento appunto a causa dei vari impegni delle nazionali. Credo che disputeremo la Supercoppa italiana intorno al 10 di ottobre per poi iniziare tutto il percorso del campionato. Insomma. Ecco, grazie Presidente, grazie Lara, davvero. Avete dimostrato che lo sport può essere volano di promozione del territorio, l'eccellenza sportiva può essere motivo per far parlare di questo territorio, quindi continuate così, siete il miglior biglietto da visita per l'Alta Marca Trevigiana e per Conegliano, però adesso io la chiusura la faccio fare al Presidente del Rotary Club di Conegliano che avrà un grande incarico perché dobbiamo chiudere anche, direi tutte in modo simbolico, i 4 incontri che abbiamo fatto insieme. E io a nome di QDP News vi ringrazio ancora per questa possibilità e per tutte le persone che abbiamo incontrato in queste bellissime serate. Grazie a te Andrea, grazie a QDP News. È nato un partenariato stupendo, splendido,
anche se in mia assenza, ma qua nel pubblico vedo chi l'ha costruito, quindi delle persone bravissime del nostro club che l'hanno creato. Noi crediamo di aver dato anche la possibilità agli ascoltatori realmente di vedere un qualcosa, di sentire un qualcosa che possa dare speranza per il futuro post pandemia, perché abbiamo parlato di economia, abbiamo parlato di cultura, abbiamo parlato di Venezia, abbiamo parlato di sport. Lo sport è comunque speranza, perché senza dubbio e dovrebbe essere anche business, ma è speranza perché comunque porta il territorio nel mondo. E questo non è da poco, Piero, portarlo nel mondo è importantissimo perché comunque usciamo col nostro territorio e forse potremo attirare, anzi ne sono certo, attirare sempre più un flusso turistico importante di cui necessitiamo con il post pandemia. Quindi diciamo che tutto ciò che ci ha colpito sia dal punto di vista psicologico che sociale e sicuramente economico può rientrare in questi 4 appuntamenti. Noi li abbiamo svolti e gestiti come si poteva, con la nostra umiltà di club, ma con la nostra voglia, con il nostro desiderio in assoluto di andare avanti e di lanciare dei messaggi. Con questa sera si conclude il ciclo, non è detto che si possa ripetere, che si possa riprendere. Ciò di cui ci riteniamo soddisfatti è che in un momento di assoluta impossibilità degli incontri in presenza abbiamo avuto tante visualizzazioni, tante persone che ci hanno ascoltato, sicuramente non tutte soddisfatte, ma è corretto ed è giusto che sia così e ci mancherebbe altro, però tante soddisfazioni le abbiamo ricevute e speriamo, sempre ribadisco con la nostra semplicità e umiltà, di averle date. Ringrazio ancora Piero Garbellotto, il nostro socio Rotary e padrone di casa, ribadisco la casa professionale, che molto spesso diventa la prima casa, perché ci si trascorre più tempo rispetto alla casa personale, ma soprattutto la storia di Lara Caravello ha colpito tutti, è una bella storia, Lara, e ti auguro di portarla ancora avanti nel tempo. Grazie a voi dell'invito. Quindi spettatori, ancora grazie e speriamo di rivederci, non si sa, con un altro ciclo. Buona serata a tutti. Grazie ancora Presidente, grazie a Rotary Club di Conegliano.